Buongiorno a tutti, benvenuti, vedo che siete numerosi e questo fa piacere veramente. Ma siccome penso più di qualcuno è la prima volta che viene, credo che in attesa che il cappellano dell'ospedale presieda questa Santa Messa per gli ammalati, che vi dica come è sorta questa iniziativa che ha i suoi 10 anni abbondanti, cioè 3 Sante Messe che noi celebriamo la seconda domenica di giugno, luglio e agosto. Per gli ammalati, presenti e non presenti, comunque ognuno di noi, se ci pensa bene, a casa propria c'è sempre qualcuno che non sta bene. E quindi la preghiera, la messa per gli ammalati ha sempre un suo grande valore, presenti o non presenti. Ma ecco, come è sorta questa tradizione? Grazie all'impulso che ci ha dato il defunto arcivescovo Monsignor Alfredo Battisti, con il quale è riemersa la vicenda delle apparizioni di Porcius. Una volta venuto su disse: auguro che Porcius diventi una piccola Lourdes. E noi sappiamo cosa avviene a Lourdes, tante cose belle, tra le quali la benedizione degli ammalati attraverso una processione che viene fatta, e anzi Lourdes è famoso per questo accorrere degli ammalati presso la grotta di Massabielle per chiedere la grazia. E lo sappiamo che dalla prima apparizione che è avvenuta 3 anni dopo quelle avvenute qui a Porcius, ecco, sono migliaia i miracoli che la Madonna ha compiuto. Ecco, da questo augurio dell'arcivescovo è nata questa iniziativa. Noi nella semplicità non siamo né Lourdes né Fatima né negli Ugorie, ecco, siamo un piccolo santuario che ha la sua piccola storia e abbiamo detto poniamo 3 Sante Messe per gli ammalati, che poi un domani Lourdes diventi qualcosa di importante, lo sa Domine Dio. Ecco, quindi ho desiderato dirvi questo, il perché, ecco, di questa è la terza Santa Messa che noi celebriamo per gli ammalati. E allora il nostro pensiero va a loro. E allora adesso vi do la parola, proprio per imitare un pochettino quello che avviene a Lourdes. Al termine della Santa Messa, il sacerdote, ecco, viene esposto al Santissimo Sacramento e il sacerdote poi passa lungo la chiesa benedicendo ognuno di noi col Santissimo Sacramento, come avviene a Lourdes, col pensiero nostro che quella benedizione raggiunga anche i nostri malati che sono nelle nostre case o negli ospedali.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo anche oggi come seconda domenica del mese la messa per tutti gli ammalati. E allora portiamo in particolare le persone ammalate che conosciamo. Io porto le preghiere che mi hanno chiesto gli ammalati dell'ospedale di Udine e anche alcuni operatori sanitari che mi hanno detto porta per favore in particolare questo ammalato di cui io mi occupo in reparto. E per celebrare degnamente i santi misteri, innanzitutto riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza. Benedici i nostri fratelli infermi, perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per la preghiera unanime della Chiesa, godano della consolazione promessa agli afflitti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Ore, entrò in una caverna per passargli la notte. Quando gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Ripetiamo assieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò cosa dice io il Signore. Egli annuncia la pace del suo popolo per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abita nella nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità si svolgerà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra sarà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di Paolo ai Romani.
Fratelli, dico la verità in tutto, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza, nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni trono. Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Prendiamo la parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciarono ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?»
Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Parola del Signore. E nel Vangelo di oggi la frase che ha parlato il mio cuore è innanzitutto questa: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, questo collegamento fra la poca fede e il dubbio, fra la poca fede, il dubbio e la paura che ne consegue. E quanto questo è vero anche di fronte alla malattia, di fronte alla sofferenza. La sofferenza spesso è qualcosa che spaventa noi se ci pensiamo, magari spaventa chi è nella sofferenza, ma spesso forse sono anche più spaventati quelli che sono vicini. Ecco, questa sofferenza affrontata senza la fede, senz'altro può molte volte, il più delle volte, far cadere nel dubbio, nella paura, nel nulla. E forse anche per questo sentiamo parlare anche nella nostra regione di leggi, no? Che incitano a voler, come si dice in maniera politically correct, dire fine di vita medicalmente assistito. E qui non voglio entrare in una questione di questo tipo, ma dico andiamo alla radice, viviamo innanzitutto la nostra vita e anche la sofferenza con fede. E perché? Perché innanzitutto Gesù Cristo è passato attraverso la prova, attraverso la croce, e ancora oggi ci sta vicino e soffre con noi. Allora significa che anche in quella situazione in cui meno si pensa possibile, può agire la grazia di Dio. D'altronde lo abbiamo ascoltato anche nella prima lettura. Dal Libro dei Re abbiamo ascoltato come Elia riconosce Dio nel sussurro di una brezza leggera. Ecco, non era nel fuoco, non era nel terremoto, non era quindi in un evento clamoroso, forse anche spettacolare, ma era nel sussurro di una brezza leggera. Tante volte il Signore ci raggiunge attraverso anche dei piccoli soffi, ma ai quali, se diamo la reale importanza e il reale peso, davvero ribaltano la prospettiva dalla quale viviamo le nostre situazioni, le nostre circostanze. Ecco, viverle nella fede, perché Cristo stesso è passato attraverso la croce e Lui da quel male può trarre un bene ancora maggiore e molto maggiore. Il sussurro di una brezza leggera può essere una piccola apertura della nostra anima, lasciare un attimino aperta la possibilità che Dio possa raggiungerci, mettere da parte per un attimo la rabbia, mettere da parte tutta quella rabbia che ci fa chiedere perché proprio a me, perché proprio ai miei cari, una rabbia comprensibile, ma che non è il caso abbia l'ultima parola, perché c'è qualcosa di più importante, perché anche quella situazione può essere salvata. Ecco, questa connessione quindi, questo collegamento fra la fede, il dubbio e la paura. Tante volte è importante però, per poter fare questo passo, ricordarsi di come il Signore ci ha raggiunti nella nostra vita, fare in qualche modo memoria. D'altronde gli apostoli stessi avevano appena mangiato del pane che era stato e dei pesci che erano stati moltiplicati. Probabilmente se ne erano già dimenticati, anche per questo Gesù li rimprovera. Non avete visto chi sono, non avete visto
me la mia onnipotenza, e allora fidatevi, avete appena visto moltiplicare quei pochi pani e quei pochi pesci e dare da mangiare a una folla di migliaia di uomini. Facciamo memoria di come anche noi siamo stati raggiunti da Cristo e non diamo per scontato il nostro battesimo, non diamo per scontate le cose positive che ci sono accadute nella vita, soprattutto quelle che ci hanno fatto crescere. E imitiamo la carità di San Paolo. San Paolo nella seconda lettura dice addirittura: vorrei io stesso essere anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. Cioè vorrebbe essere lui stesso in una condizione svantaggiosa, in una condizione di perdizione, pur di salvare i suoi fratelli. Ovviamente questo è un ragionamento per assurdo, per dire quanto ama i fratelli. E questo amore è senz'altro quello che può essere da molla per affrontare la vita, le sofferenze, e stare vicino ai nostri cari, ai nostri amici, proprio nel momento della prova. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, tra le prove e le tempeste della vita ci è data nella fede in Cristo un'ancora sicura di salvezza. Certi della sua presenza ci rivolgiamo al Padre. Signore, salvaci. Signore, salvaci. Per il Papa, perché in mezzo alle contrarietà e alle sfide del nostro tempo accompagni la Chiesa di Cristo, sostenuto e sorretto sempre dalla forza della fede, preghiamo. Signore, salvaci. Per quanti sono posti a servizio della società civile, sappiano farsi carico delle attese e dei disagi di coloro che necessitano di un aiuto concreto, preghiamo. Signore, salvaci. Per quanti viaggiano nei nostri mari, costretti a lasciare la loro terra di origine, trovino un porto sicuro che li accolga, preghiamo. Signore, salvaci. Per noi qui presenti, la scuola del Vangelo ci insegni a riconoscere ed ascoltare tra le tante voci che ci raggiungono il sussurro della voce di Dio, preghiamo. Signore, salvaci. E preghiamo per tutti gli ammalati, tutte le persone che conosciamo in particolare, ma anche tutti gli ammalati di cui non conosciamo le sofferenze, per tutte le persone che gli stanno accanto. Il Signore possa riempire il loro cuore di consolazione e di speranza. Per questo ti preghiamo. Continuiamo a pregare per la pace in tutte le zone del mondo dove c'è la guerra, possano tacere le armi e nascere il perdono e la fraternità. Per questo ti preghiamo. E in un momento di silenzio affidiamo al Padre tutte le nostre personali intenzioni di preghiera.
Signore, ti abbiamo manifestato con umile fiducia i nostri desideri. Li affidiamo a te perché abbiano compimento nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che vegli con amore di Padre sulle vicende della nostra vita, accogli i doni e le preghiere che ti offriamo per i fratelli infermi, perché sentano la continua presenza del Signore, che porta su di sé il dolore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto, e noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Vito e di Carlo e di tutti i defunti che si affidano alla tua credenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrogotti e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Mentre viene data la comunione a qualcuna delle coristi, ecco, vorrei recitare questa preghiera della Madonna della Salute qui di Porcius, facendovi sapere che nell'anno delle apparizioni 1855 purtroppo c'è stato in tutta Europa un terribile colera che ha ucciso ben 20 milioni di persone. Anche qui a Porcius sono morti nel giro di 3 mesi 15 persone, tra cui anche il parroco. Per questo che la gente si è rivolta alla Madonna chiedendo la guarigione, come in tutte le parrocchie del Friuli, del resto. Sappiamo che alla vigilia della seconda apparizione, almeno qui a Porcius, il colera è cessato. La gente, come grazie, ha affidato ad un pittore friulano questo bel quadro dal titolo Salus Infirmorum, salute degli infermi, alla quale immagine è dedicata questa preghiera. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Us in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato questa tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmorum. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, o Signore, la tua santa volontà. E così sia. E date con la parola per non intervenire dopo. Grazie anche a nome vostro, a Don Michele, per essere venuto a solennizzare questa circostanza. Ecco, sinceramente ricorda a quanti ti hanno invitato, abbiamo cercato di pregare per tutte le intenzioni nostre, per quelle che ti hanno affidato, questo spirito di fraterna carità per cui dobbiamo sentirci, ecco, solidali fra di noi. Grazie alla maestra, al coro, ai suonatori, grazie al coro di Caporiacco, che il coro che è già stato diverse volte a cantare. Grazie e speriamo di vederci il prossimo anno. Ecco, approfitto per dire anche della prossima settimana forte, sappiamo Ferragosto, giusto, periodo anche per doveroso riposo. Dal lato religioso, anche qui a Porcius abbiamo 2 giornate, martedì e mercoledì, molto importanti. Martedì, cioè la celebrazione in onore della Madonna Assunta in cielo, ecco la messa alle ore 10:30, cantata
cantata con la gente, non con corali questa volta, ecco, con la gente, però accompagnata da 2 strumentisti. Il giorno dopo invece una messa particolare che noi celebriamo già da 4 anni, che è tipica ormai di Porcius, nel senso che il 16 agosto del 1870 è morta a Udine la veggente delle 3 apparizioni, Teresa Dus, morta come suor Maria Osanna, della Congregazione delle Suore della Provvidenza, fondata da San Luigi Sposò. È venuta questa idea già da 4 anni di invitare le suore. Io ho mandato 20 inviti a 20 congregazioni religiose, verranno 2 o 3, non lo so perché non si può pretendere. Con quale scopo? Proprio per pregare la Vergine Santa e il Signore perché diano per intercessione di Suor Maria Osanna le vocazioni alle loro congregazioni, di cui hanno estremo bisogno. La Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Dino Bressan, che è l'arciprete di Tridicesimo. Concelebrerà Monsignor Carlo Gamberoni, che è il sacerdote attualmente parroco di Servola a Trieste, ma che è lo scopritore delle apparizioni. Don Dus, nativo qui di Porcius, che è l'unico che porta ancora il nome della veggente, celebrerò io. La Santa Messa sarà pure cantata dal popolo, però ecco, ci saranno anche 3 strumentisti, mandolino, eccetera, a rendere più gioiosa e bella questa celebrazione. Ora concludiamo la messa anche con la benedizione agli ammalati con il Santissimo Sacramento. E ringraziando voi tutti perché è la messa, posso dirvelo perché l'ho vissuta fin dall'inizio, la più numerosa come presenze per una messa per gli ammalati. Fa piacere e vi ringrazio ancora di tutto cuore. Preghiamo. O Dio, provvido rifugio dei sofferenti, che in questo pane eucaristico ci hai dato il pegno della vita immortale, manifesta la tua paterna bontà verso i nostri fratelli infermi, perché animati dalla speranza che non delude, sperimentino la forza consolatrice del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo. O Padre, che hai portato a compimento l'opera della nostra redenzione nel mistero pasquale del tuo Figlio, fa che annunziando con fede nei segni sacramentali la sua morte e risurrezione, sperimentiamo sempre più i doni della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Dio sia Benedetto il suo benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo santo. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Dio nei suoi angeli.